Bentornati carissimi spettatori meteo, un nuovo aggiornamento. Come da previsione, ecco l'evoluzione dalla metà del mese con l'approfondimento di questa saccatura gelida sulla Scandinavia e l'arrivo di correnti umide atlantiche più miti che hanno fatto alzare le temperature soprattutto al centro-sud, un notevole rialzo termico e la presenza di nebbie e foschie al primo mattino sulla Val Padana, anche qui con ampi spazi soleggiati e tra qualche pioggia sui settori tirrenici, ma ecco tornerà il maltempo da mercoledì in un contesto però di clima un po' più mite. Inizialmente avremo qualche fioccata di neve a quote collinari sulle zone pedemontane, soprattutto a nord-ovest, ma nel complesso con temperature sopra la media del periodo, quindi proprio per la rimonta anticiclonica da sud-ovest. Ma ecco improvvisamente da venerdì arrivare aria artica da nord-est in ingresso dalla porta di Bora, con l'affluenza di un minimo di bassa pressione sui Balcani e uno in arrivo da ovest dalla Spagna che porterà una fase molto instabile soprattutto al centro-sud. Temperature sotto la media climatologica, possibili fioccati di neve a quote molto basse sull'Appennino. Ed ecco infatti l'evoluzione prevista nel corso dei prossimi giorni. Questa è la giornata di mercoledì, quando arriverà questo primo minimo di bassa pressione che si andrà a creare proprio sul Mar Ligure. Sì, avremo delle precipitazioni comunque deboli inizialmente, ma poi in intensificazione su tutto il nord, soprattutto sulle pedemontane, sulle zone alpine, sui settori alpini centro-orientali, dove cadrà delle nevicate a quote basse, nevicate attese a Trento, Belluno, Aosta. Tra il pomeriggio e la sera però i fiocchi tenderanno a trasformarsi in pioggia. Poi ecco la tendenza è da giovedì, quando avremo già sull'Europa centrale l'affluenza dell'aria artica, mentre sull'Italia vedete ancora il regime sarà piuttosto anticiclonico al centro-sud, con ancora insomma delle piombigini sulle regioni tirreniche, mentre la stabilità, seppur con stratificazioni al centro-sud, saranno protagoniste. Invece al centro-nord avremo l'affluenza di nuvolosità alta e quindi di tanta variabilità, con possibilità di ancora dei piovaschi. Ma la fase più interessante sarà quella di venerdì. Questa è la giornata di venerdì, quando l'aria artica comincerà ad affluire sulle regioni del nord-est e quindi dalla porta di Bora riuscirà ad entrare aria molto fredda di matrice artica, e allo stesso tempo si creerà un minimo depressionario sulla Spagna che sarà responsabile di una fase di maltempo che andrà a interessare poi il centro-sud. Infatti, se andiamo avanti col passare dei giorni, subito nella giornata di sabato la fase di maltempo interesserà le regioni tirreniche, soprattutto del basso Tirreno e poi tutto quanto il centro-sud. Pioverà anche sulle Marche, sull'Appennino tornerà a nevicare fino a quote collinari, essendo che l'aria sarà molto fredda. Infatti, se andiamo a vedere la grafica che mostra l'anomalia termica, come vedete evidenziamo un notevole calo termico sulle regioni del centro-nord, come anche sull'Appennino. Poi entro la serata di sabato fino a quasi tutta l'Italia rimarrà un po' ai margini la Calabria, la Sicilia, l'estremo versante ionico, ma insomma le temperature caleranno poi dappertutto a partire dalla giornata di domenica. Infatti proprio la giornata di domenica sarà a regime anticiclonico. Infatti notiamo come la perturbazione che si era insediata sulle regioni meridionali andrà poi viaggiando verso est, lasciando spazio, come vedete, a una estesa rimonta anticiclonica. Estesa perché sarà anche protagonista nel corso dell'inizio della prossima settimana, ed è confermato l'arrivo di correnti più miti dai quadranti occidentali, proprio perché avremo un rinforzo dell'anticiclone subtropicale che si allungherà sull'Europa proprio nell'ultima decade del mese di gennaio. Questa dinamica è dovuta ad un rinforzo del vortice polare e di conseguenza un aumento della temperatura su gran parte dell'Italia, e con conseguente ritorno di foschie, nebbie, nubi basse sulla Val Padana e un netto rialzo termico soprattutto in quota sopra i 3000 metri. Ma ovviamente questa è una tendenza che dovrà sicuramente essere confermata con le prossime emissioni modellistiche. Intanto concentriamoci su quello che accadrà questa settimana. Per maggiori dettagli consultate come sempre i prossimi aggiornamenti meteo.